Cari amici di Archeosarrabus, buonasera. Oggi siamo a Costarei e siamo qui per presentarvi la Domus de Janas di Montenai, che si trova appunto nella località Montenai. Intanto volevo presentarvi la mia compagna di avventura, eccola qua, Elisetta. Dirigiamoci verso il sito. Allora, intanto partiamo qua dalla via Americo Vespucci, quindi dal centro proprio di Costarei, in mezzo alle villette, e prendiamo questo sentierino che ci duole dirlo. Andiamo, Elisa. Nel frattempo è stato trasformato in una discarica a cielo aperto. Ecco, come potete vedere, sui bordi di questo sentierino è stata accumulata spazzatura di ogni genere. Abbiamo l'umido, abbiamo l'indifferenziato, abbiamo le pietre, materiale edile, poi c'è qualche plastica. Diciamo che abbiamo tutte le varietà di spazzatura, non manca niente, mancano rifiuti tossici e abbiamo fatto bingo. Riconoscete il posto dove passare perché, come potete vedere, qua c'è un cumulo di macerie che ci indica la via. Ecco, si prosegue qua nel sentiero, che è anche abbastanza agevole. Poi, ripeto, siamo veramente a due passi dalle villette, quindi è anche facilissimo da raggiungere. Ecco, abbiamo anche Maingio di cinghiale. Lo seguiamo a infilarci nella fitta vegetazione. Siamo quasi arrivati ed eccoci giunti a destinazione. Eccoci qua, dunque arrivati alla Domus de Janas di Montenai. Come vedete, una piccola sepoltura del Neolitico. Questa è stata realizzata nel Neolitico con strumenti littici in pietra, quindi pensate al lavoro che è stato fatto per scolpire, per bucare questo granito durissimo, ma per sfortuna loro la pietra caratteristica del Sarrabus è il granito, quindi si sono dovuti dar da fare. La stanza, vabbè, qui c'è la terra che copre un po' l'ingresso, quindi non si riesce a capire se c'era un corridoio, la dromos, il corridoio rituale, ma sicuramente sono visibili all'interno le due celle caratteristiche di questo tipo di sepoltura singola, come dicevo, l'antecella e la cella. Ricordo che, per chi non lo sapesse, che era una sepoltura individuale, veniva sepolto la salma veniva sepolta nella seconda stanza, non nella prima, e di solito venivano anche coperti con della ocra rossa, e rappresentava, questo tipo di sepoltura rappresentava l'abitato, la casa in cui il morto viveva quando era in vita. Infatti, se voi andate al nord Sardegna, ci sono delle bellissime Domus de Janas che hanno proprio la forma delle capanne, con le travi, i pilastri, con qualcuno il focolare. Qui, essendo comunque una pietra molto più dura, difficile da lavorare, oppure magari le case qui erano tonde e non rettangolari, non lo so, sto ipotizzando. Allora, proviamo a infilarci all'interno. Eccola qua. La prima cella è buio, quindi adesso cercherò di... mi sto riempendo di bestie, cercherò di fare luce, non riuscendovi. Questa è, come dicevo, l'antecella. Vedete la porta, l'ingresso della cella è scolpito con questa forma rettangolare, si vede che è stata scolpita. Qui probabilmente questo pezzo deve essere caduto in epoca successiva.
ma vediamo la cella, un po' più piccolina dell'anticella, vedete, con la volta a botte, particolare questo che sembra forse un crollo successivo, perché è anche difficile da decifrare, e poi vediamo, come abbiamo visto anche in altre Domus de Janas, come vedete, i segni dello scalpello di chi ha lavorato questo durissimo granito. È piccolina, una domus diciamo piccola, come quasi tutte le domus della nostra zona, perché come dicevo prima comunque lavorato in un materiale molto, molto duro e resistente. Ecco la bella visuale qua, ecco lo scoglio di Peppino, là in fondo c'è Cala Sinzias con i suoi nuraghi. Allora si pensa che ce ne fosse qualcun altro anche, però ora è talmente fitta la vegetazione che è difficile da confutare questa teoria. Tra l'altro qua sopra c'è un nuraghe, il nuraghe Montenai, un altro su ancora, sempre Montenai, quindi qui vicino ci sono degli insediamenti di epoca nuragica, quindi successiva a questa sepoltura, che ripeto è di epoca neolitica. Quello che ci duole constatare ancora una volta è che è un sito che è praticamente in mezzo alle villette a Costa Rei. Ogni anno gravitano decine e decine di migliaia di persone. Pensare che ci sia un'attrattiva culturale a due passi in queste condizioni un po' ci fa piangere il cuore, ecco, per dirla in maniera diplomatica. Cosa dirvi? Seguiteci su tutti i social, sapete che siamo su Facebook, su Instagram, siamo su TikTok, siamo su YouTube con i nostri video. Seguiteci, mettete like ai nostri lavori, condividete ai vostri amici, perché per noi è molto importante il vostro sostegno. Da Montenai, dalla Domus de Janas di Montenai è tutto, signori, alla prossima!